Noi avevamo sentito che c'era il maltempo in arrivo, però non eravamo preoccupati perché non era mai successo, nessuno va a pensare che potesse succedere una cosa del genere. Però nel giro è stato il mio vicino di casa, mi ha detto guarda c'è Paolo, c'è l'acqua che viene dentro ai garaggi, siamo andati giù tamponando con degli stracci, ma nel giro di 10 minuti avevamo le acque alle ginocchia e i pompieri ci hanno tirato fuori a forza perché era pericoloso. Questo è stato il risveglio di una quarantina di residenti di Proe, una frazione di Schio tra i comuni del Vicentino più colpiti dall'ultima ondata di maltempo. Un centinaio le famiglie coinvolte nella zona che hanno visto nuovamente allagati i box interrati dopo aver lavorato ininterrottamente gli ultimi giorni. A esondare però non è stato il vicino torrente Leugra. Qui dietro casa avevamo un prato con dei noccioli e dell'erba, avevamo avuto problemi di scogli di acqua, però niente di particolarmente grave. Dopodiché un mese fa il proprietario del terreno, che ha acquistato anche i terreni limitrofi, ha arato per seminare lo strumento, il sorgo, e ha tolto e eliminato tutti i canali di scoglio che c'erano, che servivano appunto per scogliare l'eccesso di acqua. Oltretutto, avendo a terra mossa appena arata con la bomba d'acqua e con la pioggia di stamattina, abbiamo praticamente tutto il campo che ci scende nel vano garaggi. Una situazione simile, ma oggi decisamente più contenuta, anche nella vicina frazione di Giavenale di Sopra. In questo condominio 6 le vetture danneggiate che sono state rimosse, più tutto il materiale che era stato riposto con cura nei 3 container, che erano già stati riempiti di masse risse infangate appena evacuati dal servizio di smaltimento. Grande la solidarietà ricevuta dai vicini, ma la situazione attuale non tranquillizza i residenti. I teli che hanno messo ieri sera tenevano e mi ha chiamato al lavoro, ho passato il capannone di corsa per uscire senza avvisare nessuno perché bisognava vedere di salvare quel poco che c'era. Siete riusciti in qualche modo? Sì, però adesso il problema è che se crolla di nuovo ci ritroviamo, spero non con le acque in casa almeno, poi... Cioè, effettivamente Lì c'è un'altra piscina al di là di quella conca lì è pieno d'acqua, se c'è quella parte di terra lì viene giù l'onda,